Inizio. Allora, buonasera a tutti, benvenuti a un appuntamento importante, per non dire più importante della Federazione di Federt, ma importante per tutto il mondo dei confidi. Quello che a breve volgerà al termine non può certamente considerarsi per il nostro sistema un anno privo di straordinarietà. L'anno scorso ci troviamo proprio qui a discutere degli effetti sulle imprese della crisi pandemica durata oltre 2 anni e delle possibili future conseguenze di un conflitto armato appena iniziato. Oggi purtroppo si sono aggiunte anche le difficoltà che stanno affrontando le imprese colpite dalla recente alluvione, che ci costringono a discutere delle migliori soluzioni da offrire loro per aiutarle a risollevarsi e in molti casi a ricominciare. Perché è questo che i confidi fanno da sempre, stare al fianco delle imprese anche e soprattutto nell'affrontare la straordinarietà. Adesso però le straordinarietà hanno assunto un carattere di permanenza e noi, per il ruolo che rivestiamo, abbiamo il dovere di accompagnare le nostre imprese in questa nuova realtà. Una realtà che si presenta sfidante in un modo tutto nuovo e diverso rispetto a quella che conoscevamo. I tassi sono in rialzo, l'economia è meno forte di quanto ci attendevamo, la crisi climatica urla tutta la sua urgenza. E queste sono alcune. Quando parlo di dovere è perché ci tengo sempre a ricordare quali sono le caratteristiche che ci rendono un unicum nel panorama nazionale e internazionale e da cui derivano importanti responsabilità. Tra le caratteristiche che ci rendono un unicum, come non evidenziare la mutualità, l'assenza di scopo di lucro, la prossimità ai territori e alle imprese. Il significato più reale e profondo di questi concetti è a noi molto chiaro, ma lo è meno purtroppo per chi opera in altri settori del credito. Mutualità e assenza di scopo di lucro significano che il patrimonio dei confidi appartiene alle imprese, perché non c'è distribuzione di utili, ma le risorse che vengono gestite sono impiegate per massimizzare i vantaggi di quest'ultime, anche rispondendo ai principi di circolarità e chilometro zero. Soddisfiamo le necessità dei nostri soci con risposte e soluzioni ai problemi, non tramite lo stacco dei dividendi. Prossimità ai territori e alle imprese significa che i confidi offrono soluzioni a misura delle imprese, grazie alla conoscenza diretta e nella maggioranza dei casi storica dei propri associati. Come sarà illustrato nel proseguo, i dati della ricerca annuale dimostrano che soprattutto in quest'ultimo triennio i confidi hanno rappresentato, in sinergia con gli uffici credito delle nostre confederazioni, uno dei principali punti di riferimento per le imprese italiane, riuscendo a intercettare i cambiamenti del mercato e offrendo loro un supporto più ampio finalizzato non solo al recepimento del credito, ma anche a forme assistenziali e consulenziali per una migliore gestione delle risorse disponibili sul mercato, oltre che formazione in materia finanziaria, e abbiamo iniziato il percorso che sarà sconvolto dall'arrivo anche dei parametri di ESG. E i confidi? I confidi, voi avete accolto prontamente queste richieste e avete agito nel rispetto di quei concetti che ho ricordato e che rappresentano la bussola nel nostro operare quotidiano. Per accennare a qualche numero, il sistema Federt registra circa 600.000 imprese associate
che quando noi parliamo delle nostre imprese socie ci riferiamo soprattutto a imprese micro, nano, spesso a carattere familiare, quei piccoli insostituibili ingranaggi all'interno di sistemi più ampi, più complessi come i distretti e le filiere. Microimprese socie che solo nell'anno 2022 hanno ricevuto garanzie mutualistiche, perché la nostra è una garanzia privata ma mutualistica, per quasi 5 miliardi, oltre a finanziamenti diretti per circa 250 milioni. Come oggi ha ribadito, però il supporto dei Confidi ha saputo assumere molteplici forme e in particolare hanno svolto la propria attività durante la pandemia, ricordate, tutti ci ricordiamo del Cura Italia, anche senza l'incasso delle commissioni. Hanno avviato un progressivo processo di diversificazione della propria offerta, prestando servizi non rientranti nell'attività core, ma che sono diventati ugualmente importanti per le imprese. Hanno aperto nuove filiali sul territorio nazionale a fronte della chiusura di più di 11.000 sportelli bancari negli ultimi 10 anni, 600 soli nei primi 6 mesi di quest'anno, e il fenomeno non sembra arrestarsi. Hanno immediatamente assistito le imprese durante, come ho detto prima, le recenti alluvioni, offrendo soluzioni di diversa natura orientate a consentire un pronto ripristino dell'attività, in attesa ma anche in aggiunta dell'arrivo dei ristori previsti dal Governo. Hanno avviate e in parte concluso operazioni aggregative, perché la messa in comune di risorse materiali e umane crea sempre maggiori possibilità di assistenza per le imprese. Queste sono le azioni visibili, ma non è corretto dimenticare quelle forme di supporto che non traspaiono dai bilanci, perché forse in molti casi sono quelle che hanno avuto principale valore per le imprese, che sempre di più hanno scelto di riporre la loro fiducia nel nostro sistema. In questo nuovo mondo, che allora si divide tra straordinario e permanente, nonostante tutto l'impegno profuso dai Confidi, le possibilità restano limitate, in particolar modo per quelli tra noi che hanno minori dimensioni e soggiacciono a vincoli operativi ancora più stringenti. Le iniziative messe in campo per fornire supporto adeguato alle rinnovate necessità delle imprese hanno trovato ostacoli di non poco conto. Una regolamentazione ventennale obsoleta, con vincoli non più ragionevoli rispetto ai cambiamenti che hanno interessato il mercato. Una frammentazione del sistema non più sostenibile, con soggetti di piccola dimensione limitati operativamente e impossibilitati a perseguire appieno lo scopo mutualistico. Una distribuzione non efficiente delle risorse pubbliche che troppo spesso trovano ostacolo nell'essere impiegate in favore di imprese meritevoli perché di ridotte dimensioni. Tali ostacoli hanno di fatto limitato la possibilità di supporto e assistenza dei Confidi e al contempo sottratto alle imprese mezzi per svilupparsi, crescere e innovarsi. Ed è proprio la necessità di restituire alle imprese quella garanzia di supporto che oggi pare mancare ad aver rappresentato il motore della Federazione per l'avvio di importanti azioni strategiche, oltre che per rinsaldare e rinnovare i rapporti con la politica. Abbiamo portato avanti le istanze ritenute prioritarie dal sistema Federal per una più efficiente operatività del Fondo centrale. Su questo punto ci tengo a evidenziare quanto sia stato apprezzato l'interesse mostrato dalle istituzioni e l'impegno nel creare numerosi momenti di scambio. Abbiamo progettato un nuovo sistema della garanzia privata mutualistica proponendo una nuova legge quadro. Non voglio però dilungarmi su questi temi perché saranno i protagonisti di questa convention a raccontarli. Lascio dunque a chi interverrà dopo di me il compito di ricordare le soluzioni
che assieme abbiamo individuato e le ragioni che le hanno ispirate. Io mi limiterò a ricordare i motivi che hanno spinto la Federazione a sollecitare la revisione della disciplina del fondo e della legge quadro. Restituire ad un sistema che ha saputo intercettare i cambiamenti del mercato e che è riuscito a reinventarsi senza snaturarsi per essere sempre al fianco delle proprie imprese. Dotare quello stesso sistema di mezzi nuovi e idonei per rispondere alle mutate esigenze di quelle imprese che ogni giorno vi si affidano e vi ripongono la loro fiducia. Come dire, confidi sempre più efficienti per poter dare risposte più efficaci. Motivazione che con grande soddisfazione hanno trovato piena condivisione anche in Assoconfidi, permettendo lo sviluppo unitario di proposte di riforma quali quelle del fondo e quelle della legge quadro. È stato un percorso di perfezionamento di quanto poi abbiamo deliberato, passatemi il termine, che è stato costruttivo, ha recepito le istanze del nostro mondo e ha dato forza. Io penso sia un unicum anche questo, che un sistema si ponga davanti alla politica in maniera, voglio dire, per il 99% condivisa. Lasciatemi concludere ringraziando il sottosegretario Massimo Bitonci, che è qui in sala con noi. Ci tengo a ringraziarlo personalmente perché ha saputo ascoltare le nostre istanze, ma soprattutto ha voluto e saputo comprenderle. E lo ha fatto organizzando momenti di confronto con la Federazione e Assoconfidi, momenti che hanno sicuramente consentito lo sviluppo di misure favorevoli per tutto il sistema e che riaprono un importante dialogo tra quest'ultimo e le istituzioni. Grazie per l'attenzione.